Io avrei considerato Natale e Santo Stefano come una domenica normale, come era per il passato, per le altre domeniche, perché dopo un anno di disgraziata vita a colpa di questo virus, era necessario che ci fosse un momento di ricongiungimento delle famiglie. Simbolo della sicurezza e dell'ordine pubblico a nord-est per decenni, Giancarlo Gentilini boccia il DPCM di Natale di fronte a quello che lui considera il valore della famiglia. Va bene i controlli così come le mascherine che lo stesso sceriffo indossa, ma la richiesta all'esecutivo è quella di fare un passo indietro. Ho chiesto anche in sede regionale che ci sia un intervento verso le autorità centrali affinché questo divieto venga eliminato. E sul Natale che attendi i trevigiani, Gentilini non ha dubbi e scatta la citazione. È un Natale che non ha nessun rapporto con gli altri Natali, ma basta che la famiglia si riunisca e stia attorno a un tavolo, che allora l'amore trionfa. Perché Dante disse è l'amore che muove tutte le cose e io voglio che questo Natale sia un Natale di Dante.